Sì, grazie davvero per la pazienza, siamo in ritardo, ma era dovuto a una serie di incontri che abbiamo fatto prima in prefettura di Imperia e poi al campo del fiume Roia a Ventimiglia, perché la situazione, come sapete bene, vivendo qua è molto difficile per gli abitanti di Ventimiglia, è molto difficile per tutto il Ponente, perché le notizie che poi rimbalzano quotidianamente sugli organi di stampa certamente non ci aiutano. Devo dire che ho visitato ora il campo d'accoglienza della Croce Rossa, è molto difficile anche per i tantissimi ragazzi italiani, agenti di sicurezza, che ci lavorano, che cercano di dare una mano, quindi è veramente, come dire, da questo punto di vista è un orgoglio essere italiani per la capacità che dimostriamo anche nelle situazioni più difficili, sia l'umanità dei poliziotti, che pure sono stati messi a durissima prova dalla scomparsa del loro collega l'altro giorno, sia i ragazzi della Croce Rossa che stanno lì sotto il sole a cercare di fare quello che possono per mitigare l'impatto di una situazione che è veramente difficile, che ci auguriamo che vada risolvendosi nelle prossime ore grazie agli impegni che ha preso ieri il capo della polizia venendo qua, il che non è detto che accada, perché come sapete poi molto spesso le promesse non vengono mantenute o le situazioni sono più difficili di quello che si fanno, però di certo era ampiamente preventivabile quello che sarebbe accaduto quest'estate sul fronte di Ventimiglia e si è fatto davvero poco per evitare che accadesse. Questa è una responsabilità politica precisa che, al di là di tutto quello che riusciremo a fare nelle prossime ore, nelle prossime giornate, ricade su questo governo che non ha saputo gestire e non sta gestendo questa emergenza da troppo tempo e nascondendosi dietro un falso buonismo. L'ho detto prima anche agli operatori che abbiamo incontrato a Ventimiglia, se uno invita a casa propria tanta gente promettendogli molte cose, poi non ha neppure da mangiare e da dormire per la famiglia, più che un generoso è un irresponsabile e uno sconsiderato, e noi stiamo facendo un'operazione piuttosto sconsiderata, non arrestare i flussi in arrivo nel nostro paese. Detto questo, non è che ci scoraggiamo per un'emergenza, ne abbiamo vissute tante in questo inverno, ne abbiamo affrontate tante e credo le abbiamo affrontate tutto sommato al meglio, cominciando anche a fare quel percorso di grande cambiamento che la Liguria, a nostro modo di vedere, deve portare a termine, trovando il suo modello di sviluppo, trovando la sua via per tornare a essere una regione centrale in Italia, e già ci stiamo riuscendo, perché la Liguria da questo anno è stata, vuol dire, più agli onori delle cronache su tutti i campi di quanto non lo sia stato nei 10 anni passati. I provvedimenti che stiamo prendendo sono provvedimenti che dipaneranno i loro effetti nei mesi e negli anni a venire, sono provvedimenti di lungo periodo, sono provvedimenti fatti per costruire insieme un modello di sviluppo in cui tutti dobbiamo credere, quindi non sono i soldi a pioggia, le mance elettorali delle precedenti amministrazioni, sono soldi dei cittadini e quindi da maneggiare con grande cura, spesi per grandi progetti. Il piano casa che ha portato a termine Marco per l'edilizia e per cercare di far ripartire un settore trainante, il piano del commercio che abbiamo portato l'altro giorno. Gianni ha dovuto affrontare un enorme, gigantesco problema nel trasporto pubblico locale, dove c'era stato lasciato una condizione sia fattiva sia normativa, con l'idea di un bacino unico poi bocciato da tutti i tribunali della Repubblica, assolutamente ingestibile, ed è già un miracolo se stiamo continuando a far marciare autobus e treni in questa regione. Le riforme sono state veramente tantissime, la protezione civile, la sanità, non so, Sonia è già arrivata, no? Non è ancora rimasta a Ventimiglia, la sanità, dove abbiamo cominciato con un accorpamento di funzioni che dovrebbe portare un risparmio poderoso dalle casse pubbliche, ma senza, come tutti dicevano, cancellare le ASL territoriali, perché riteniamo che invece il presidio territoriale, l'interfaccia territoriale della sanità per sapere i bisogni di una zona, di una città, di un territorio, sia fondamentale come presidio per sapere quali sono le esigenze delle persone. Quindi io non vi voglio annoiare adesso alle 9 di sera con le tantissime cose fatte, piccole e grandi, alcune delle quali magari neanche si vedono, ma avranno effetti molto importanti: la gestione dei fondi europei, la semplificazione dell'accesso per le aziende ai nostri finanziamenti,
la ristrutturazione completa della regione che ha accorpato interi dipartimenti, reso molto più semplice, siamo solo agli inizi. Io intendo continuare con grande energia a cambiare la struttura di una regione che per anni si è mantenuta con la propria burocrazia, alimentando semplicemente se stessa ai danni dei problemi che produceva ai cittadini. Non è un lavoro facile, talvolta vorremmo vedere i risultati più rapidamente di quelli che vediamo, ma io credo che i risultati si comincino a vedere e le vittorie elettorali dell'ultima tornata di giugno, nonostante Renzi abbia messo le elezioni in un ponte d'estate, ci danno l'idea che i liguri abbiano capito con noi che il cambiamento è cominciato e che è inarrestabile. A Savona non vincevamo da 22 anni, le ultime 2 volte abbiamo perso al primo turno senza neanche andare al ballottaggio. Oggi siamo tornati a governare un capoluogo importante come Savona e io credo che torneremo a governare non solamente ovviamente Sanremo, non solamente Imperia, ma anche Genova e anche Spezia, e magari prima di quanto qualcuno si immagina, insomma, al di là delle scadenze, perché la Liguria dopo 10 anni aveva bisogno di sbloccarsi, di tornare a credere in se stesso. La congiuntura internazionale ci aiuta, questa sarà un'ottima stagione dal punto di vista turistico, anche qui dove più, dove meno, però abbiamo numeri molto importanti di presenza turistica che dobbiamo saper mettere a sistema e sfruttare in modo tale che tornino. D'altra parte i nostri investimenti su questo sono stati imponenti, da quest'estate con la campagna La mia Liguria, ma il primo che abbiamo fatto è stato su Sanremo, quando abbiamo riportato la regione sul palco dell'Ariston, che non accadeva da alcuni anni, quindi abbiamo voluto dare un segnale che ridaremo anche quest'anno e lo ridaremo anche in forma massiccia e migliore, visto che l'anno scorso eravamo un po' tutto di corsa essendo appena entrati in carica. Noi credo che con l'aiuto di tutti voi, di chi ci ha creduto dalla prima ora, dai militanti dei partiti, dirigenti politici, coloro che sono impegnati direttamente come gli assessori e i consiglieri nell'amministrazione della regione, ma con lo sforzo di tutti stiamo veramente costruendo un modello nuovo di Liguria, una Liguria che crede che le infrastrutture si possano fare e non debbano essere fermate tutte le volte da un comitato di quartiere, e domani al CIPE per fortuna andrà al quarto lotto del terzo valico e quindi inesorabilmente prima o poi l'alta velocità arriverà qua. L'implementazione tecnologica della rete verso il ponente della ferrovia è indispensabile e va fatta subito, ci stiamo battendo perché RFI la metta nell'accordo di programma per i prossimi 4 anni e ovviamente contiamo di riuscirci. C'è bisogno di sbloccare l'alta infrastruttura strategica del mondo moderno, internet, con tutta la banda larga e la banda ultralarga anche nell'entroterra. C'è bisogno di un nuovo approccio nella gestione dei fondi europei, che non deve essere più una gestione settoriale, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture, perché ormai tutto si tiene. Noi qua abbiamo un sacco di beni non delocalizzabili su cui dobbiamo costruire la nostra fortuna per i giorni a venire. Il turismo è la stessa cosa che dire l'agroalimentare e le eccellenze del ponente, come dire l'agriturismo e come dire la nautica da diporto, e tutto si tiene. Non è vero che l'agricoltura è qualcosa di diverso dall'IVA che abbiamo ridotto sulle marine resort, perché venire qua a consumare prodotti del territorio è un motivo in più per venire in Liguria anziché andare in Costa Brava o in Grecia, e poi avere la possibilità di avere un posto barca, avere un agriturismo dove vedere come si coltivano determinate eccellenze e poi trovare quelle eccellenze che hai assaggiato qui nei negozi in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Vuol dire creare un sistema virtuoso di ricchezza che non sfrutta più quelle aziende su cui per molto tempo ha campato il triangolo industriale, ma che ormai stanno tutte in Cina e in India e talvolta anche in altri paesi ancora a manodopera più bassa, ma vuol dire costruire un modello di sviluppo fatto di turismo, di terziario, di servizio all'impresa, di ricerca, di tecnologia, tutte cose tra l'altro che in Liguria ci sono, esistono e sono ai massimi livelli. Abbiamo buone università, abbiamo l'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo un turismo che ha un'antica tradizione, non lo devo raccontare io al ponente ligure dove si veniva in vacanza quando probabilmente il termine vacanza era noto a poche persone in tutta Europa, ma qua venivano già dagli stati del nord, dall'Inghilterra a passare le vacanze. Bisogna riuscire a fare sistema di una struttura che morfologicamente la Liguria sta tra la Lombardia, il Piemonte, attaccata alla Francia, di fianco alla Toscana, cioè è un fazzoletto di terra bellissima
tra le regioni più ricche e più importanti dell'Europa, non d'Italia, dove ci sono eccellenze umane e una tradizione di know-how incredibilmente antica, basti pensare, come dire, alle repubbliche marinare, a tutto quello che c'è in Liguria. Non c'è una ragione che una, se non il non credere fino in fondo al fatto che questa regione può essere una guida economica, può essere una guida nei modelli di sviluppo, deve essere una guida per tutela dell'ambiente dopo tanti danni che sono stati fatti, e quindi in un posto dove ancora si muore per le alluvioni la protezione civile ci abbiamo messo subito mano, è una delle cose su cui abbiamo messo mano immediatamente e continueremo a farlo. Vogliamo che sia una guida dal punto di vista economico, perché no, una guida dal punto di vista sociale. Per quanto ci riguarda abbiamo l'ambizione anche che sia una guida dal punto di vista politico, e quindi qui il centrodestra ha dimostrato non solo di essere capace di vincere le elezioni regionali, che era già una sfida impossibile, oggi ha dimostrato di essere capace di saper vincere anche altre città dove la sfida appariva impossibile, ma ancora questo non mi basta. Io voglio che il centrodestra qua dimostri ai cittadini che l'hanno votato di essere capace anche di esprimere un'azione di governo migliore di quella che oggi avviene a Roma, migliore di quella che hanno avuto nel passato, cioè un'azione di governo capace di cambiare veramente il destino di questa regione, e io mi auguro anche il destino d'Italia. È un impegno gigantesco, certamente sì, infatti ce la mettiamo tutta, come vedete non prendiamo un giorno di vacanze, io personalmente non posso chiedere nulla di più. Non posso chiedere nulla di più a nessuno di coloro che sta lavorando in amministrazione. La cosa che dico sempre, lo dico agli assessori della Giunta, lo dico ai colleghi del Consiglio, lo dico agli amministratori, ma lo dico soprattutto all'Unione degli Industriali, agli artigiani, ai commercianti, a chi quotidianamente con fatica fa il proprio lavoro tutti i giorni, lo dico a voi che siete qua stasera. Quelli che ci devono credere fino in fondo siete voi. Noi ci crediamo, se no non avremmo cominciato questo percorso che all'inizio sembrava una follia, oggi sta diventando un grande esempio di buon governo e di buona politica per il Paese. Alla fine quelli che devono stringere i denti e venirci, come dire, in soccorso, in aiuto, stimolarci quando sbagliamo, ma anche crederci fino in fondo, sono tutte le persone che vivono in Liguria, che per troppo tempo hanno accettato in modo rinunciatario delle amministrazioni che magari non davano quello che avrebbero dovuto dare, e loro stessi molte volte hanno pensato che non fosse possibile, come dire, riproporre la Liguria sul palcoscenico della storia come un grande protagonista. Siccome io ci credo fino in fondo, di questo non mi stancherò mai, né di ripeterlo né di spronarlo. Gli imprenditori devono tornare a fare gli imprenditori ai grandi livelli, come quando questa regione prestava i soldi alla Francia e alla Spagna durante le guerre, come quando Cristoforo Colombo è partito per scoprire l'America. Guarda caso però anche allora è partito da un porto portoghese con i capitali spagnoli, vuol dire che qualcosa già allora di sistema non funzionava, c'era il talento, c'era la visione, non c'era un sistema dietro in grado di sostenerlo. Noi dobbiamo costruire quel sistema in grado che, se un giovane ha una buona idea, la possa realizzare, che se l'istituto di tecnologia ha un grande brevetto si sviluppi qua, perché se una persona viene a Sanremo in vacanza ci voglia tornare l'anno dopo, perché la qualità dei servizi che trova è una qualità di alto livello a prezzi competitivi, e magari l'anno dopo ci porta anche la famiglia e ci compra una casa, ma certamente consumi tutto l'anno prodotti della Liguria e abbia sulla home page del suo computer o sulla pagina del suo smartphone il sito della Regione Liguria, dove venire a studiare, a capire cosa succede, a comprare cose, a vedere cosa è cambiato durante l'anno. È un sistema che dobbiamo costruire insieme, o ci si crede tutti o basta un baco come nel computer, anche il più sofisticato dei computer poi alla fine si smonta. Non può essere solo la regione a trainare, non possiamo essere solo noi a crederci. Ve lo dico perché so che voi ci credete, ci avete creduto, se siete qua ci avete creduto fin da quando tanti altri vi guardavano magari con scetticismo e anche con un filo di sorriso all'angolo della bocca, e invece poi alla fine avevamo ragione. Se abbiamo avuto ragione una volta con la regione, se abbiamo avuto ragione una seconda volta conquistando Savona, io credo che abbiamo ragione anche una terza volta, e riusciremo ad arrivare in fondo a quello che può sembrare un disegno
anche folle, ma sono certo che se lo facciamo tutti insieme ci arriviamo in fondo e lo costruiamo. Non volevo dirvi null'altro tranne augurarvi buon Ferragosto, tranne gli assessori che lavorano, buone vacanze a tutti e rimbocchiamoci le maniche perché c'è tanto... I sindaci sono quelli che fanno meno vacanze di tutti, perché... Ma quello di Bordighera è sempre in vacanza. I sindaci del Ponente hanno la fortuna, come dire, di stare in una situazione di perenne semivacanza, però le rotture di scatole non si fermano né a Ferragosto né a... Esatto. Comunque, cerchiamo di crederci davvero tutti insieme perché abbiamo delle sfide importanti anche qua nel Ponente, davvero importanti. Buona estate a tutti, grazie.